Un interessante incontro si è svolto via web presso l'Istituto Comprensivo Agrigento Centro, diretto dalla dirigente scolastica Anna Gangarrossa. Il tema in oggetto di discussione è stato quello della differenza di genere, delle discriminazioni che subiscono le donne, che ha visto in videoconferenza la partecipazione attiva degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dei plessi Garibaldi e Pirandello, assistere alla relazione tra gli altri dei rappresentanti della Cultural Farm di Favara, del Soroptimis Club di Agrigento, dell'assessore alle pari opportunità Roberta Lala. Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dei plessi Garibaldi e Pirandello hanno partecipato stamattina ad una videoconferenza mediante cui si è discusso della differenza di genere e delle discriminazioni che subiscono le donne. L'incontro ha visto la partecipazione dell'assessore alle pari opportunità del Comune di Agrigento, la dottoressa Roberta Lala, la dottoressa Florinda Saieva della Farm Cultural Park di Favara, la dottoressa Olga Milano, presidente dell'associazione Soroptimist. Purtroppo le donne nei paesi ricchi come in quelli poveri, in situazioni di guerra o di pace, all'interno della famiglia o nella società, subiscono discriminazioni e violenze, spesso per il solo fatto di essere donne, a causa della differenza di genere. Il nostro istituto condivide la mission di Farm Cultural Park, con cui i nostri alunni lavorano già da 2 anni, con l'obiettivo di immaginare come riqualificare e abbellire gli spazi urbani degradati. E la mission dell'associazione Soroptimist, anch'esso spesso presente nella nostra scuola. Ci piace molto l'idea di sostenere l'avanzamento della condizione femminile, l'impegno di un'associazione mondiale di donne che, attraverso azioni concrete, promuove il potenziale delle donne, le pari opportunità, i diritti umani, l'accettazione della diversità. Gli alunni delle classi terze, egregiamente seguiti dai loro docenti, hanno scelto di approfondire la storia di donne che si sono distinte per il loro impegno sociale, umano, politico. Molto interessante è stato l'intervento di Carla Bartoli, una giovane ragazza di 16 anni che ha illustrato un progetto promosso dalla Farm, con cui ha inteso stimolare la partecipazione attiva delle ragazze nei vari settori della società, a partire dal mondo politico, al di là di ogni stereotipo. Dalla videoconferenza è emerso che ci sono delle belle realtà che operano nel nostro territorio, ma anche che c'è tanto lavoro ancora da fare, come amministrazione politica, come associazionismo, come gruppi di attivisti, come scuola, per promuovere tutti insieme una cultura dove le pari opportunità siano veramente un diritto acquisito e inalienabile per tutti.